Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Subito la prima pagina dell'ANSA che si apre con il processo d'appello bis contro Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi Garlasco. La mamma di Chiara, Rita, dice: confido ancora nella giustizia, titola l'agenzia ANSA. In prima pagina è cominciato il processo d'appello bis, Alberto Stasi è in aula, per la madre di Chiara Poggi un'emozione, dice la donna, ritornare in un'aula di giustizia dove ancora una volta per lei si aprirà una ferita. È l'argomento di apertura dell'agenzia ANSA di stamani. C'è un articolo da segnalare su questo tema, su Libero, a pagina 18, l'articolo di Cristiana Lodi che ripercorre gli errori dei giudici su Alberto Stasi. 4 armi in mano alla difesa, oggi in aula per l'appello bis, appunto, la vecchia bici di famiglia, il pelo di gatto, i passi sui gradini, una pioggia di errori nella sentenza, la Cassazione che si contraddice da sola. Ma c'è un ma grosso, molto grosso, c'è sete di condanna e stavolta Alberto deve temere, scrive Libero. Il pezzo mette in luce una questione fondamentale e a proposito di sentenze, giustizia e processi fatti all'italiana, vi ricordo, anzi ho un messaggio da Rosa Bazzi, detenuta nel carcere di Bollate per la strage di Erba insieme al marito, o meglio il marito sta nel carcere di Opera, Olindo Romano. Ho un messaggio perché c'è una corrispondenza in corso fra me e i 2 condannati in via definitiva per la strage di Erba. Peraltro riprenderemo a parlarne di quella questione perché ancora ci sono cose da conoscere dagli atti giudiziari, rigorosamente dagli atti giudiziari, per conoscere appunto, per sapere con anni di distanza. È un'enormità, è una questione che fa ribollire il sangue nelle vene, ma c'è da conoscere tante cose a tanti anni di distanza e quando 2 persone sono già state condannate in via definitiva dalla giustizia italiana. Il messaggio è semplicemente di ringraziamento a chi ha scritto lettere a Rosa Bazzi e a Olindo Romano in carcere e io vi rilascio gli indirizzi per chi volesse farlo, per chi magari ne ha bisogno dell'indirizzo, ha voglia di scrivere, di comunicare con loro. Gli indirizzi sono i seguenti. Per quanto riguarda Rosa Bazzi, carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20157 Bollate Milano. Lo ripeto, carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20157 Bollate Milano. E per quanto riguarda Olindo Romano invece l'indirizzo al quale poter mandare lettere, corrispondenza, è il seguente: casa di reclusione di Opera, via Camporniago 40 20141 Opera Milano. Casa di reclusione di Opera, via Camporniago 40 20141 Opera Milano. Rosa Bazzi mi ha chiesto di ringraziare chi, ascoltando la radio, ha scritto. È la forma di contatto con l'esterno, l'unica, a parte gli avvocati, che questi 2 condannati in via definitiva per la strage di Erba hanno. Ma ne torneremo a parlare di quella vicenda là, perché non è per niente chiuso il capitolo della semplice informazione, cioè delle cose ancora da conoscere, rigorosamente tratte dagli atti giudiziari, niente di più. Mentre il secondo titolo dell'agenzia ANSA di stamani ha a che fare con le 4.000 persone e oltre soccorse in mare nelle ultime 48 ore. Ne ha parlato il ministro dell'Interno Alfano. Non c'è uno stop agli sbarchi, ha detto il ministro Alfano. L'emergenza è sempre più grave. 2 navi mercantili stanno soccorrendo 2 barconi con 300 e 361 persone e sembra che ci sia almeno un cadavere a bordo, ha detto il ministro dell'Interno Alfano al GR1. Sono state soccorse 4.000 persone nelle ultime 48 ore. Il totale è di oltre 15.000 da inizio anno, ha detto ancora il ministro dell'Interno.
che ha ribadito che dalla Libia sono pronti a partire fra 300 e 600 mila persone. È una stima per difetto, è una stima peraltro neanche tanto accurata, perché fra 300.000 e 600.000 ci sono di mezzo 300.000 persone, cioè il doppio. È una stima con una forchetta enorme. Ad ogni modo è una stima per difetto, ha detto il ministro Alfano, e lo ha confermato anche il commissario europeo Cecilia Malmström. L'Italia, ha detto Alfano, è sotto una pressione migratoria fortissima che arriva dalla Libia. L'Europa, ha detto ancora Alfano, deve prendere in mano la situazione. Non può dire che, avendo dato 80 milioni di euro a Frontex, il sistema di frontiere europee, ha risolto il problema. Noi da ottobre ad oggi abbiamo salvato oltre 10.000 vite. Ci sono mercanti di morte che lucrano su questi traffici e lanciano richieste di soccorso già 30-40 miglia dopo aver lasciato le coste della Libia. Questo è del tutto naturale, perché la Marina Militare italiana ha il compito di andare a recuperare persone, con ciò alimentando oggettivamente un traffico immondo, infame e criminale. E peraltro la situazione della Libia dopo l'eliminazione di Gheddafi è stata tutto un crescendo di assurdità, se si pensa che è stata fatta una guerra per liberare la Libia. Liberare la Libia? Punto di domanda grande come l'intera agenzia Stefani, l'intera agenzia ANSA. Un barcone con a bordo circa 200 immigrati, tra cui donne e bambini, è stato poi soccorso al largo di Roccella Ionica, nella Locride, da 2 motovedette inviate sul posto dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. L'intervento dopo che dal barcone era stato lanciato l'SOS con un telefono satellitare al numero d'emergenza delle Capitanerie di Porto. L'imbarcazione è stata individuata a 200 miglia dalla costa. Gli immigrati sono stati trasbordati su 2 motovedette che si sono poi dirette verso il porto di Roccella Ionica, dove arriveranno a fine mattinata. Le navi della Marina Militare San Giorgio, Espero e Sirio, con le motovedette della Capitaneria di Porto e una della Guardia di Finanza e una nave mercantile, ieri sera e per tutta la notte hanno prestato soccorso ai migranti in arrivo dalle coste africane. La nave anfibia San Giorgio è intervenuta in assistenza a 4 natanti sovraffollati con il supporto di 2 motovedette, imbarcando oltre 1.000 persone, tra cui donne e bambini. Il pattugliatore sirio nella notte ha portato a termine il salvataggio di altre 113 persone, tutti uomini, con l'assistenza di una nave mercantile. La fregata Espero, sempre ieri sera, ha dichiarato la situazione d'emergenza in base alle condizioni di galleggiabilità di un natante, con a bordo 261 persone, concludendo le operazioni di salvataggio nelle prime ore di stamani. La nave San Giorgio si stava dirigendo verso il porto di Augusta per lo sbarco dei migranti, come disposto dal Ministero dell'Interno. Nella serata di ieri, nei porti di Pozzallo e Augusta, le navi Maestrale, Euro e Foscari hanno completato lo sbarco di 1.049 persone soccorse il 7 e l'8 aprile. 4.000 nelle ultime 48 ore e una quantità di persone indefinibile, stimate per difetto fra 300 e 600.000, in partenza dalla Libia. A dirlo il ministro dell'Interno Angelino Alfano, mentre il Presidente del Consiglio Renzi ha detto che il DEF mantiene gli impegni alla faccia dei gufi, ha twittato Renzi sul Far dell'Alba al mattino, più che sul Far dell'Alba alle 6:29, l'orario classico dei tweet di Matteo Renzi. Il DEF mantiene tutti gli impegni, il DEF sta per Documento di Economia e Finanza, di cui abbiamo parlato stamani in rassegna stampa, e qualche parolina ci va ancora detta sopra. Dunque il documento mantiene tutti gli impegni che ci eravamo presi, alla faccia dei gufi, inizia a pagare chi non ha mai pagato, si cambia verso, dice il Premier Matteo Renzi in questo tweet delle 6:29 di stamani, all'indomani dell'approvazione del documento di economia e di finanza. Oggettivamente il settore difesa è un settore dove si può tagliare, ha scritto ancora Renzi su Twitter, rispondendo a un cittadino che gli ha chiesto di smetterla di parlare di tagli alla difesa come panacea dei mali italiani. L'interlocutore del Premier aggiunge che l'Italia deve essere un paese con ambizioni. Renzi replica: non confondere le giuste ambizioni con gli sprechi. E ancora, vedrai sull'evasione. Così sempre il Premier, sempre su Twitter, a chi gli obietta che nel DEF non c'è traccia di lotta all'evasione. Vedrai, dice Renzi. Sull'evasione cosa ti combino? Il Presidente del Consiglio lascia intendere che il governo affronterà il tema dell'evasione fiscale, traduce l'agenzia Stefani. Non ci eravamo arrivati. L'Italia crescerà quest'anno dello 0,8%, meno del previsto e tutto il resto. Questi sono i numeri del documento di economia e di finanza, oltre ai Twitter.
Mentre il Papa ha fatto fermare in piazza la Jeep e ha fatto salire un suo conoscente. Questo è il quarto titolo dell'agenzia ANSA. Poco dopo l'inizio del suo giro in piazza San Pietro, gremita da decine di migliaia di persone per l'udienza generale, Papa Francesco ha fatto fermare la Campagnola, la sua vettura, avendo visto tra la folla un suo conoscente. L'uomo ha scavalcato la transenna, si è avvicinato all'auto del Papa che l'ha fatto salire, rimanendo con lui a parlare alcuni istanti, mani nelle mani. Proseguendo a salutare la folla applaudente, il Papa si è poi fermato, scrive l'agenzia Stefani, scendendo dall'auto per intrattenersi con un gruppo di bambini. Prima dell'inizio dell'udienza, girando con l'auto fra le due ali di fedeli, il Papa è stato al centro del consueto happening, fatto di ovazioni, grida della folla, lancio di regali e bandierine. Francesco non si è sottratto al caloroso abbraccio della folla, conclude l'agenzia Stefani, salutando e benedicendo i fedeli, fermandosi ad accarezzare e baciare i bambini, avendo un sorriso per tutti. Questo per quanto riguarda i primi titoli di primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, mentre c'è un'altra notizia di cronaca: spara alla moglie, soffoca il figlio disabile, poi chiama il 113. Un anziano di 76 anni ha ucciso la moglie e il figlio disabile, rispettivamente di 64 e 36 anni, a Roma, in zona Trionfale. Dopo il gesto l'uomo ha chiamato il 113. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, ha prima soffocato il figlio disabile con un cuscino, poi ha tentato di fare lo stesso con la moglie, senza riuscire a ucciderla, perciò le ha sparato alla testa con una pistola. Questo a Roma, quartiere Trionfale. E infine, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA Stefani di stamane, corruzione e frode, 7 arresti, tra i quali quelli di un funzionario di Equitalia. 7 persone arrestate da finanziari del nucleo speciale di polizia valutaria per truffa ai danni di Equitalia e corruzione, tra loro un funzionario di Equitalia Sud Lazio, misure cautelari disposte dalla magistratura di Roma, decine le perquisizioni. Il funzionario di Equitalia arrestato è Salvatore Fedele, un cognome che non ha a che fare a quanto pare con le accuse che gli rivolgono. Nelle misure cautelari disposte dal GIP di Roma, su richiesta dei PM, si ipotizza una truffa ai danni di Equitalia per 17 milioni di euro. Alcuni imprenditori, attraverso professionisti, avrebbero contattato il funzionario di Equitalia, l'infedele Salvatore Fedele, riuscendo con pratiche corruttive a ottenere prima la rateizzazione dei debiti con l'erario e poi la cancellazione. Le perquisizioni svolte dalla Guardia di Finanza sono tuttora in corso. Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Caldo, freddo. E in casa non c'è mai il giusto clima. Oh, cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. E adesso chi lo dico? Mi sento così sola. Telefona a noi. Parlarne con qualcuno è un buon inizio per cercare una via di uscita. 039 66 12 807. Un amico al telefono. Siamo qui per ascoltarti. Potrebbe capitare anche a te. Ricorda questo numero: 039 66 12 807. Non rimanere solo. Chiamaci dalle 18 alle 22, da lunedì al sabato. 039 66 12 807. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una fantastica promozione. Quella dell'olio Acerbis. Oggi l'olio Acerbis ti fa un'offerta unica e ripetibile. Al costo di 75 euro anziché 113 euro riceverai direttamente a casa, compreso il trasporto, 6 bottiglie del miglior olio extravergine, una padella della Ballarini in pietra ullare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Prima di tornare al DEF brevemente, perché c'è da dire 4 cose sulle cosiddette coperture di quella che in fondo è riassumibile, il DEF è riassumibile in una cosa fondamentale, la promessa di 80 euro in busta paga in più per chi ha 1.500 euro netti al mese, fino a 25.000 euro lordi all'anno. Tutto il resto sono cose che si vedrà, cioè taglia di qui, sega di là, però sono tutti propositi generali ancora oggi. Quindi il decreto primo ci sarà il 18 aprile, e si comincerà a capire concretamente come funzionano le cose. Tutto il resto è programmazione in senso generico, peraltro condita di previsioni per il futuro pessime da parte dello stesso ministro dell'economia Padoan, con l'accento sulla seconda A. Quindi il quadro generale è fosco, gli annunci sono tanti, le cose pratiche cominciano a esserci per quanto riguarda il DEF a partire dal 18 di aprile con il decreto, punto primo, quindi si vedrà in pratica. Però il problema è quello delle coperture delle misure. Gli 80 euro in busta paga costano 6,6 miliardi. Ci sono le risorse per attuare la promessa? E se ci sono, che tipo di risorse sono? Lo vediamo subito, tra pochissimo, il problema delle coperture finanziarie, che non è una questione da poco, ma è fondamentale per capire la serietà del modo di agire del governo. Intanto però, a proposito di risorse, vi segnalo sul sito del quotidiano La Notizia, lanotiziagiornale.it, un articolo di Carmine Gazzanni sui regali del Ministero degli Esteri, sussidi che sfiorano 1 miliardo di euro. Soltanto il Consiglio dell'Unione Europea è costato 40 milioni, ma c'è dentro di tutto nei soldi che il Ministero degli Esteri italiano elargisce. È il caso di dirlo a destra e a manca, dal Centro Studi e Ricerche Ligabue in Turkmenistan, ma con sede a Roma, fino al Circolo Juventus di Addis Abeba. A scorrere la lista di coloro che hanno beneficiato della generosità del Ministero degli Esteri negli ultimi anni si rimane increduli. Probabilmente la cura della ministra Mogherini, neo-ministra degli Esteri, dovrebbe partire proprio da qui, oltre che dalla soppressione di ambasciate inutili e dal taglio degli stipendi iperbolici di consoli e diplomatici. Soltanto nel 2012, ultimo rendiconto disponibile, è incredibile il numero di enti, fondazioni, associazioni, persone fisiche che hanno goduto dei sussidi più disparati, centinaia e centinaia di provvedimenti per somme versate per un totale che sfiora il 1 miliardo di euro nel 2012, ultimi dati disponibili. Scorrendo la lista dei beneficiari, scrive Carmine Gazzanni sul quotidiano La Notizia, l'articolo è sul sito lanotiziagiornale.it, guardando la lista dei beneficiari degli stanziamenti di quattrino dal Ministero degli Esteri italiano, appare chiaro un dato: la maggior parte delle somme erogate dal Ministero degli Esteri è diretta a mantenere in vita tutti i vari, numerosissimi apparati delle organizzazioni internazionali. Alle Nazioni Unite, per dirne una, il Ministero degli Esteri ha corrisposto nel 2012 375 milioni di euro per il suo funzionamento, è più di 1 milione di euro al giorno, sabati e domeniche comprese, più di 1 milione di euro al giorno vanno all'ONU, alle Nazioni Unite, a cui si aggiungono altri singoli fondi per progetti e per uffici specifici, come per esempio i 500.000 euro per il fondo fiduciario destinato al Middle East North Africa, o i 650.000 al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo, dove, piccola nota, mare non ce n'è. Il solo Consiglio parlamentare dell'Unione Europea invece è costato al Ministero degli Esteri poco meno di 40 milioni di euro, una cifra a cui però si aggiungono i fondi corrisposti per tutte le varie commissioni e organizzazioni che rispondono all'Unione Europea, come per esempio l'OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, al quale il Ministero degli Esteri italiano ha concesso circa 20 milioni, 60.000 euro solo per il segretariato generale. Quello che sembra è che il Ministero degli Esteri sia totalmente di manica larga con le grandi organizzazioni internazionali, ma lo è anche con tante altre fondazioni, enti, commissioni, scuole e università. Così, mentre in Italia si fa fatica a raccogliere soldi per gli atenei italiani, il Ministero degli Esteri finanzia l'Università Muhammadiyah di Surakarta in Indonesia, la Makerere in Uganda, la vietnamita Thang Long o ancora la Mondlane Inhambane in Mozambico. Ma non sono questi gli unici finanziamenti che lasciano sbigottiti, scrive Carmine Gazzanni sul quotidiano La Notizia. Di casi grotteschi ce ne sono a iosa. Tra i tanti beneficiari spiccano, solo per citarne alcuni,
la Commissione italiana per la Convenzione Italo-Svizzera sulla pesca, a cui sono andati 25.000 euro, il Centro Studi e Ricerche Ligabue turkmeno, ma con sede a Roma, che ha beneficiato di 5.000 euro, o il Circolo Juventus di Addis Abeba, 7.700 euro, e poi collegi e centri di ogni sorta, anche se poi operano in Italia, e addirittura i sindacati con le loro sedi distaccate all'estero, CGIL e CISL e UIL all'estero. Per esempio, la CISL di Stoccarda ha ricevuto poco più di 90.000 euro, la CGIL di Francoforte 40.000, altrettanti la CGIL di Berlino. Oltre ai sindacati non potevano mancare i politici. Nell'abbondante piatto messo a disposizione dal Ministero degli Esteri per un totale annuo, il dato è del 2012 e l'ultimo disponibile, di circa 1 miliardo di euro, nell'abbondante piatto del Ministero degli Esteri si buttano pure i politici di turno con le loro fondazioni. Come già documentato dal quotidiano La Notizia il 24 luglio scorso, non sono poche le fondazioni, o per dirla all'americana i think tank, in cui pullulano uomini di ogni colore politico. Dalla SIOI dell'ex ministro Frattini alla IPALMO, guidata da Gianni De Michelis, passando per Magna Carta di Gaetano Quagliariello, il CESPI, in cui si ritrovano tanti uomini del PD, compreso Enrico Letta, il Centro Studi Americano presieduto da Giuliano Amato, e poi l'Aspen Institute, che è un coacervo di interessi politico-economici all'interno del quale si ritrovano, tanto per cambiare, finanzieri, banchieri e uomini politici di ogni estrazione, da Tremonti allo stesso Giuliano Amato. Le fondazioni politiche e quelle, diciamo così, banco-finanziarie finanziate dal Ministero degli Esteri per un totale di 1 miliardo di euro all'anno. L'articolo è di Carmine Gazzagni e lo trovate sul sito del quotidiano La Notizia. Mentre il quotidiano di Gianluca Marchi, sempre online, L'Indipendenza, si continua ad occupare del tanco, del referendum indipendentista e della questione veneta nell'articolo di prima pagina firmato da Ettore Beggiato. Il secondo è sulla mafia a Verona, l'inchiesta di Report che fa imbestialire Tosi, scrive il quotidiano diretto da Gianluca Marchi. A proposito di DEF ci torniamo subito, però siccome stamani ho citato rapidamente alcune incredibili, esilaranti, fantastiche dichiarazioni di esponenti di primo stretto giro del Premier Renzi sulla questione delle candidature alle europee, si discute molto naturalmente delle liste all'interno del Partito Democratico e non solo, ma per quanto riguarda il Partito Democratico ha fatto rumore la candidatura di Marco Tardelli, campione del mondo di calcio nel 1982, opinionista sportivo della RAI, è stato vice di Trapattoni come commissario tecnico della nazionale irlandese e ora verrà candidato con tutta probabilità dal Partito Democratico alle elezioni europee nel collegio di Nord-Ovest, che comprende anche la città da cui stiamo parlando, oltre che il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta. Ad ogni modo, Marco Tardelli è senz'altro uno dei nomi, ma ha fatto la sua bella comparsa tra le liste, tra i candidati di primo piano nelle liste del PD, anche la sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini, dal maggio 2012, candidata in testa a una serie di liste civiche, è sindaca di Lampedusa e Linosa, per anni ha portato avanti battaglie ambientaliste, il Partito Democratico la vuol portare in Europa. Per quanto riguarda Tardelli, fra le dichiarazioni esilaranti per la candidatura di Tardelli nel nord-ovest, capolista dovrebbe essere qui Stefano Boeri, l'ex assessore della giunta Pisapia. Tardelli ha confermato che insomma la cosa probabilmente si farà, ma sentite cosa dice Matteo Richetti, che è uno degli uomini più vicini al Presidente del Consiglio Renzi. Nell'idea del ridimensionamento dei tedeschi in Europa, qualche precedente Tardelli ce l'ha, quindi è giustificato, sarà una battuta per carità, però siccome siamo tutti allegri e le cose vanno benissimo da quando c'è il nuovo Presidente del Consiglio, è giusto anche scherzare, concedersi delle battute, tanto più quanto sono così simpatiche come questa. Tardelli qualche idea nel ridimensionare i tedeschi ce l'ha, perché ha segnato il famoso gol dell'urlo nella finale dei mondiali Italia-Germania nell'82. Il responsabile comunicazione del PD, un altro di strettissimo giro renziano, Francesco Nicodemo, ha commentato così: l'Italia che vince battendo il rigore. Chi meglio di Tardelli? Il rigore naturalmente ha a che fare con l'austerità economica. L'Italia che vince battendo il rigore, chi meglio di Tardelli? Simpatica, no? Come motivazione per mandare uno in Europa. Poi c'è il pressing del PD su Lucia Annibali.
che il Partito Democratico vuole candidare sempre per le prossime europee. Lucia Annibali, poverina peraltro, è l'avvocatessa sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. Renzi ci tiene moltissimo, scriveva ieri l'Unità, alla candidatura dell'avvocata Annibali e avrebbe un grande valore simbolico averla in lista, ha detto il Presidente del Consiglio. A quanto pare però l'avvocata Annibali sarebbe molto orientata per il no. Così scriveva ieri l'Unità. Quanto al PD in Sicilia, c'è un'altra candidatura da segnalare, quella di Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia nell'83 e magistrata anche lei, nonché già capo dipartimento al Ministero della Giustizia, e la candidatura di Giusy Nicolini, sindaca di Lampedusa. Anche a questa, precisava ieri l'Unità, Renzi tiene moltissimo. Ci sono proteste però in arrivo da Bari per Michele Emiliano, il sindaco di Bari, capolista per il Sud alle elezioni europee. A porre la questione di Michele Emiliano è il dalemiano Alfredo Dattorre, il quale ha detto che il sindaco Emiliano può benissimo guidare la lista del PD al Sud, ma non può contemporaneamente guidare la lista al Sud e fare il segretario politico regionale del PD. Non può candidarsi alle europee e dopo una passeggiata di 8 mesi a Bruxelles candidarsi l'anno prossimo a presidente della regione Puglia. Qualche discussione anche per Gianni Pittella, che è l'europarlamentare uscente del PD della Lucania, candidato alla segreteria con scarso successo alle ultime primarie per la segreteria del PD. Gianni Pittella, per lui si parla di una deroga, perché in pratica ci sono limiti di mandato nello statuto del PD, più di 2 giri non puoi fare. Pittella vorrebbe fare il terzo e per lui si sta studiando una deroga. Anche qui qualche rappresentante della minoranza del PD dice no, le deroghe non devono valere. Vedremo che fine faranno le candidature, però ce ne sono alcune già di interessanti. Mentre tra poco torniamo sulla questione del DEF, intanto però, visto che è piaciuto, continuiamo a nutrirci di musica della Serenissima Repubblica di Venezia, quando ancora c'era, siamo nel pieno Settecento, e ci ascoltiamo dunque un altro pezzo di Antonio Vivaldi intitolato La Folia, che si adatta bene alla vicenda dei secessionisti e degli arresti come titolo.
c'è modo magari di recuperarle, poi ciascuno se la può recuperare facilmente. Antonio Vivaldi da Venezia, capitale della Serenissima Repubblica, sonata La Folia, che non è male come titolo, non si adatta solo alla vicenda dei secessionisti veneti, ma a parecchie altre storie di cui ci occupiamo quotidianamente. Intanto, a proposito di coperture, quello è il punto, dicevamo ieri il DEF, pompa magna, presentazione in orario da TG, tutto quello che volete, però stringi, il succo fondamentale del DEF per il momento, tutto il resto sono previsioni, promesse, programmi, annunci, finora questa è la linea dominante, diciamolo pure, peraltro venduta come abbiamo fatto, si cambia verso, cambia tutto, è tutto rivoluzionato. Il messaggio è quello lì, la sostanza sono annunci, sono promesse, sono programmi, sono previsioni e peraltro ieri il Ministro dell'Economia, lo nota anche Repubblica, il Ministro dell'Economia Padoan è stato il primo Ministro dell'Economia che ha formulato una previsione di debito pubblico per l'anno in corso peggiore di quella sfornata poche ore prima dal Fondo Monetario Internazionale, quindi un segno di realismo c'è solo sui macronumeri. Per il resto sono annunci che si vedrà quando e se e come verranno tradotti in atto. Il primo di questi annunci però il 18 di aprile dovrebbe prendere forma. Sono i famosi 80 euro in busta paga in più per chi ha 25.000 euro lordi di reddito all'anno, circa 1.500 euro di stipendio netto. Anche su quello però bisognerà vedere i dettagli, che non sono dettagli perché è la sostanza del provvedimento il 18 di aprile. Però c'è un punto che si può già commentare oggi concretamente, empiricamente, non con le conferenze stampa annuncio, le televendite, per dirla con il professor Ricolfi, o con le piroette su Twitter. Quelli sono annunci e sono cose che si prendono così, come fuochi d'artificio. Invece, empiricamente, pragmaticamente, possiamo cercare di commentare un dato di fondo, cioè per gli 80 euro in busta paga promessi, quest'anno servono 6 miliardi e 600 milioni da qui a fine anno. L'anno prossimo ne serviranno 10 miliardi e da lì in avanti per ogni anno. Il problema è, sono coperti allora finanziariamente questi aumenti di 80 euro in busta paga per circa 10 milioni di persone grosso modo, anche se le altri 21 milioni di contribuenti dovranno tra l'altro pagare di più? Pensionati per esempio non vedono una lira. E anche naturalmente partite IVA, professionisti e via dicendo. Limitiamoci comunque alla platea dei 10 milioni che avranno, promessa, 80 euro in busta paga in più qualora abbiano un reddito non superiore a 25.000 euro lordi all'anno. Pagano gli altri 21 milioni di contribuenti, detto per inciso, ma in ogni caso la copertura c'è, gli altri pagheranno di più. Non è che pagheranno per coprire gli 80 euro. Gli 80 euro vanno coperti finanziariamente, cioè bisogna trovare le risorse per garantire questi 80 euro in busta paga. Sono state trovate le risorse? Il Premier Renzi ha detto sì, anzi ne abbiamo trovate il doppio, per cui poteva anche raddoppiare, diventare 160 gli euro in busta paga per coloro che hanno 1.500 euro netti al mese di stipendio. Comunque, a parte la sparata, ne abbiamo trovati il doppio. Qua bisogna capire se li abbiamo trovati, come dice Renzi, per coprire gli 80 euro. Sono 6 miliardi e 600 milioni di euro che servono da qui a fine anno. Il taglio delle tasse da 10 miliardi sui redditi bassi comincia l'anno prossimo. Per quest'anno ne servono 6 miliardi e 6. Vale solo da maggio naturalmente perché l'anno è già iniziato e quindi per quest'anno non sono 10 miliardi da trovare ma 6 miliardi e 600 milioni. Com'è che li copriamo questi soldi? Dove li recuperiamo? Matteo Renzi ha detto che ci sono 3 voci per coprire l'aumento di 80 euro in busta paga a coloro che hanno 1.500 euro di stipendio. 4 miliardi e mezzo arriveranno dai tagli di spesa. Poi 1 miliardo verrà dal prelievo supplementare dalle banche sul guadagno di 7 miliardi e mezzo che le banche si sono trovate in cassa per decreto quando il governo ha rivalutato le loro azioni in Banca Italia, il famoso regalo da 7 miliardi e mezzo di euro per le banche che si sono viste trasformare le loro azioni che valevano spiccioli in azioni da 7 miliardi e mezzo complessivamente. Un regalone enorme, se anche ci pagano sopra qualcosa,
in più rispetto a quello che era già previsto, l'aliquota sale dal 12,5 al 24-26, si vedrà, perché anche questo non si vedrà. Comunque, se anche ci pagano il doppio di quello che avevano previsto, guadagnano comunque una valangata di miliardi, perché la rivalutazione delle quote le fa diventare molto più ricche. Non è un sacrificio, non è una bastonata alle banche, perché prima c'è stato il regalone e poi il prelievino piccolo, il regalone grosso, il prelievino piccolo. E poi, terza fonte di copertura, 1 miliardo dal gettito IVA prodotto dal pagamento degli arretrati dello Stato alle imprese. Quindi, facendo le somme, 4 miliardi e mezzo di tagli alle spese, 1 miliardo circa dall'IVA sulla rivalutazione delle azioni della Banca d'Italia possedute dalle banche e 1 miliardo dal gettito sempre dell'IVA prodotto dal pagamento degli arretrati dello Stato alle imprese. Ma qui c'è da fare un ragionamentino, e l'unico che mi pare lo faccia oggi tra i commentatori è Federico Fubini su Repubblica. Del resto il ragionamento è inattaccabile. Cominciamo ad analizzare una per una queste voci di copertura dei famosi 80 euro in più in busta paga. Il miliardo di prelievo IVA sulle banche, sul guadagno di 7 miliardi e mezzo che le banche hanno avuto per la rivalutazione per decreto delle loro quote in Banca Italia, è una tantum, perché l'IVA gliela fai pagare una volta sola, punto, fine. Quindi la copertura casomai è per quest'anno, quella di 1 miliardo. L'anno prossimo non c'è più, si crea un buco, devi colmare il buco, perché l'anno prossimo lo sgravio fiscale, cioè gli 80 euro in busta paga in più, rimangono e devi coprirli, visto che per quest'anno hai tirato su 1 miliardo. Quindi la parte di 1 miliardo è da trovare l'anno prossimo in un'altra direzione, da qualche altra parte, perché se per quest'anno fai l'incasso di 1 miliardo con l'IVA sulla rivalutazione delle azioni delle banche in Banca d'Italia, l'anno prossimo non la puoi più fare perché l'hai fatta quest'anno, quindi è un una tantum. Per quanto riguarda le entrate di 1 miliardo ancora dal gettito IVA sul pagamento degli arretrati dello Stato alle imprese, idem, perché anche le entrate dell'IVA legate alla liquidazione dei debiti dello Stato nei confronti delle imprese non sono risorse nuove e stabili, strutturali, ma sono l'anticipo di quello che sarebbe già entrato nelle casse dello Stato in futuro, quando le fatture sarebbero state comunque pagate. Quindi si sta spostando una posta di bilancio da un anno all'altro e quindi si crea un buco equivalente negli anni prossimi, negli esercizi contabili degli anni prossimi. Anche questa è una misura una tantum. Per finanziare invece l'aumento di 80 euro, il taglio delle tasse, diciamo così, sul lavoro, e quindi 80 euro in busta paga in più, che invece è permanente. Poi c'è la questione, appunto, come dicevamo, delle banche e delle loro azioni in Banca d'Italia, sono un'entrata una tantum, ma c'è anche una questione aperta sull'operazione fatta per portare a 7 miliardi e mezzo il valore di quelle azioni, cioè per fare il famoso regalo alle banche con la rivalutazione delle loro quote in Banca d'Italia. Su questa questione c'è una pendenza non da poco, perché l'Unione Europea ha aperto una indagine sulla rivalutazione delle quote, perché sembra essere un aiuto di Stato illegale alle banche medesime. Poi può capitare anche che le banche rivendano le quote così rivalutate alla stessa Banca d'Italia, quindi avremo banche che si sono patrimonializzate perché da pochi spiccioli hanno avuto 7 miliardi e mezzo di rivalutazione delle loro azioni e poi gliele ricompra il pubblico, lo Stato, cioè noi, perché se le banche vendono le azioni rivalutate incassano freschi 7 miliardi e mezzo. Chi paga? Banca d'Italia. Banca d'Italia dovrebbe ricomprarsele e quindi in pratica con soldi pubblici. Questa è l'altra questione della quale avevamo parlato a suo tempo quando abbiamo parlato del provvedimento di rivalutazione delle quote di Banca d'Italia. E comunque è un una tantum, si paga una volta, punto e basta. Resta poi tutto da capire, questi sono 2 miliardi, dalle banche e dalle loro azioni in Banca d'Italia e dal pagamento di una quota dei debiti delle pubbliche amministrazioni si ricavano 2 miliardi circa, ha detto il Presidente del Consiglio. Gli altri 4,5, 4,6 sono tagli di spesa previsti naturalmente da qui a fine anno. Solo che questi 4 miliardi e mezzo e qualcosa di tagli di spesa
sono già stati impegnati per 3 miliardi per coprire i provvedimenti del governo Letta, cioè del governo precedente. In soldoni rimarrebbe solo 1,5 miliardi, sempre che si riesca a fare taglio di spesa per 1,5 miliardi da qui a fine anno, perché dei 4,5 previsti dal governo, quei 3 li aveva già previsti il governo Letta per coprire provvedimenti suoi. Quindi su 6,6 miliardi necessari quest'anno ne mancano ben 4,5, 5 anzi, su 6,6 miliardi ne mancano più di 5, perché gli unici, tra l'altro affidati anche qui aleatoriamente a un risultato che non è certo, cioè bisogna ottenere tagli di spesa da 4,5 miliardi entro quest'anno, bisogna vedere come si realizzano i tagli di spesa, dove si va a tagliare la spesa, cosa si taglia, no? E non è una questione del tutto marginale, però facciamo finta di averli già in casa questi 4 miliardi e mezzo di tagli. 3 vanno a coprire provvedimenti del precedente governo, erano già stati messi in conto dal governo Letta. Quindi, in fin di fiera, per coprire i 6 miliardi e 600 milioni necessari per il solo 2014 a coprire la riforma, o meglio, a coprire gli 80 euro in più in busta paga per chi ha un reddito di 25.000 euro lordi all'anno, i famosi 10 milioni di contribuenti, gli altri si attacchino, detto per inciso, per coprire per quest'anno solo questa misura abbiamo in realtà solo 1,5 miliardi, anche questo tutto da ottenere da qui a fine anno di tagli di spesa. Se ne ottengono 4,5 di miliardi dai tagli di spesa, 3 sono già impegnati dal governo Letta. Gli altri sono un punto di domanda. Quando c'è un punto di domanda per coprire dei provvedimenti in Italia bisogna sempre mettersi la mano sul portafoglio, perché se mancano 5 miliardi abbondanti per coprire gli 80 euro in busta paga in più già quest'anno, tutto un capitolo diverso l'anno prossimo, perché non ci sarà più la possibilità di tassare il supplemento, diciamo così, la rivalutazione delle azioni delle banche in Banca d'Italia, da cui il governo quest'anno si attende 1 miliardo, e non si potrà continuare a spostare all'infinito le poste di bilancio dovute ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, perché anche quelli sono un una tantum. Quindi per l'anno prossimo si apre un grosso capitolo, 10 miliardi da recuperare per questo bonus di 80 euro. Quest'anno i 6,6 sono coperti solo per 1,5 e quell'1,5 è tutto da realizzare, cioè è affidato al taglio di spesa. Si vedrà, insomma, questo è il tipo di copertura finanziaria fornita, con tanta sicumera invece rappresentata come se fosse cosa certa. Abbiamo addirittura il doppio, come all'osteria, no? Uno dice, ma figurati, non c'ho i quattrini, ma io mi compro, se voglio mi compro una Ferrari io, altro che l'utilitaria ti sei comprato la 500, ma se voglio io mi compro la Ferrari, all'osteria però, sì, tanto vado a casa, tiro su la piastrella e mi saltano fuori milioni di euro. Qua di copertura certa neanche, perché il taglio di spesa è tutto da realizzare e bisogna vedere come e dove vengono fatti i tagli di spesa. Ben che vada, abbiamo 1,5 miliardi per coprire una spesa di 6,6 miliardi quest'anno sugli 80 euro in busta paga in più. L'anno prossimo sono 10 miliardi. Chiediamo al protettore dei contribuenti di mandarcela buona, di mandarcela più che buona, speriamo.
la Serenissima Repubblica di Venezia, perché siamo nel Settecento, La Stravaganza, un magnifico concerto di Vivaldi, tra le tante cose stupende che ha scritto, un piacere ascoltarlo, purtroppo però i tempi sono i tempi, e vi consiglio però di cercarvelo, tra l'altro nell'interpretazione di un gruppo, un ensemble, chiamato proprio La Serenissima, nato nel 1994 per iniziativa soprattutto di musicisti britannici, inglesi, con qualche innesto veneto. La Serenissima Ensemble, se lo cercate su YouTube fate una bella scoperta e ascoltate ottima musica. Intanto però, siccome il tempo vola, qualche notiziola a margine, sempre in tema di finanza pubblica, interessante. La Corte Costituzionale ha bocciato i tagli di Mario Monti alle regioni nel 2012. La revisione della spesa da parte del commissario Cottarelli continua a essere argomento di primo piano, e intanto dalla Corte Costituzionale arriva una legnata alla spending review di Mario Monti, in particolare alla spending review operata sulle regioni col decreto del luglio 2012, il decreto legge 95. Con la sentenza 79/2014, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha cancellato i meccanismi che hanno distribuito i tagli fra le regioni a statuto ordinario, 700 milioni nel 2012, 2 miliardi all'anno per 2013-2014 e 2 miliardi e poco più nel 2015 e dal 2015 in avanti. La Corte Costituzionale ha bocciato questi tagli fra le regioni a statuto ordinario perché? Perché non hanno previsto interventi di perequazione con risorse aggiuntive a favore degli ambiti territoriali più svantaggiati, cioè delle regioni cosiddette povere, quelle dove l'evasione e il livello di vita sono invece ai massimi, detto per inciso, e che ricevono un sacco di soldi dalle altre regioni. Questa sarà una roba che darà fastidio, farà schifo, darà, come dire, troverà critiche da parte di chi dice ma che palle, sempre a parlare di questo argomento. Invece no, è un argomento base, perché il dare e avere è la cosa base fondamentalmente. Quando si parla di giustizia, di equità, di comunità, di nazione, allora guardiamo anche i conti, e ci sono regioni che mangiano e regioni che invece danno, poco da fare. Tra l'altro, a proposito di regioni, oggi c'è un simpatico articolo sul Fatto Quotidiano sulla Sicilia di Crocetta, il presidente della regione Sicilia. Arriva in giunta anche l'avvocato di un boss mafioso, ormai non fa neanche notizia, chiaramente, l'avvocato di Raffaele Lombardo e del boss mafioso Giuseppe Ercolano, Antonino Fiumefreddo, già sovrintendente del Teatro Bellini, accusato dai sindacati di avere comprato preziosi e abbonamenti al Catania Calcio addebitandoli sui bilanci del teatro, è una prassi amministrativa normalissima in certe parti del paese. Antonino Fiumefreddo è stato chiamato da Crocetta in giunta, e c'è anche Salvatore Calleri, catanese trapiantato a Firenze. Di questi tempi Firenze va di moda, avrà pensato il presidente della Sicilia, vedi un po' che mi prendo qualcuno che arrivi da là, dal capoluogo toscano, presidente della Fondazione Caponnetto, uno che ha fatto dell'antimafia, come avrebbe detto Sciascia, una professione. Entrambi siederanno al Palazzo d'Orléans, in giunta con Rosario Crocetta, che dopo la stagione degli assessori VIP tipo Franco Battiato e Antonino Zichichi, durati lo spazio peraltro di poche apparizioni mediatiche, sta proseguendo quella che lui chiama la rivoluzione siciliana, nominando 6 assessori nuovi pescati in larga parte dalle retrovie del sottogoverno siculo, racconta il Fatto Quotidiano. Per salvare la Sicilia dal default annunciato e per gestire un mutuo da 1 miliardo di euro, più volte invocato, all'assessorato all'economia andrà probabilmente Roberto Agnello, 43 anni, consulente contabile, una carriera nelle pubbliche amministrazioni. È stato consulente alla PricewaterhouseCoopers, si è occupato dei piani di rientro sanitario e degli ambiti territoriali ottimali siciliani, gli ATO, ma la sua attività è stata bocciata dalla speciale commissione Moirano Frei Morici, che ha selezionato 700 aspiranti manager della sanità siciliana. I commissari hanno scritto che non può essere considerata un'attività complessa quella di Agnello, il quale non è in grado di gestire un ospedale di piccole dimensioni, evidentemente, secondo chi ha giudicato la sua opera, ma secondo il presidente Crocetta è in grado di gestire l'intera economia della regione Sicilia. Regione Sicilia che ogni anno prende dai 10 ai 13 miliardi di euro
di regalo dalla comunità delle altre regioni e degli altri contribuenti italiani. Ciò nonostante è sull'orlo del default. Come si fa con 13 miliardi di regalo annuo a finire in default? Ce lo potrebbe spiegare il presidente Crocetta. Del resto, quando si parla di autonomia coi soldi degli altri, si può fare tutto. Chiusa la parentesi, la Corte Costituzionale ha bocciato i tagli di Mario Monti alle regioni. Come abbiamo detto, 700 milioni sul 2012, 2 miliardi di taglio per 2013 e per l'anno in corso, quest'anno 2 miliardi e 5 milioni di euro dal 2015 in avanti, questi tagli previsti da Mario Monti sulle regioni a statuto ordinario. Perché? Perché non hanno previsto questi tagli interventi a sostegno delle aree territoriali più svantaggiate, Sicilia a parte perché quella ha lo statuto autonomo e non è ricaduta in questo giudizio della Corte Costituzionale. Sotto la scure della Corte Costituzionale è finito il meccanismo principale della Spending Review 2012, che è stato usato poi anche per i comuni, per gli enti locali. La Spending Review 2012 di Mario Monti misurava i tagli delle diverse regioni in base alle uscite registrate da ciascuna regione per i consumi intermedi, cioè le spese di funzionamento, dalle bollette alla benzina, dal materiale d'ufficio al software. Nel calcolo però sono finite anche le spese per servizi e imponeva agli enti territoriali, se il taglio era superiore ai trasferimenti, di riversare risorse proprie al bilancio dello Stato. Insieme all'avvio della nuova Spending Review, insomma, il governo deve correre ai ripari anche sulla distribuzione dei vecchi tagli. E qui parliamo di cifre non indifferenti, perché per quest'anno mancherebbero 2 miliardi di euro, oltre a quelli che abbiamo detto prima che mancano per coprire i famosi 80 euro in più. Se la Corte Costituzionale ha bocciato anche la Spending Review del governo Monti, per quanto criticabile all'epoca, sulle regioni, mancano 2 miliardi quest'anno e mancano anche i 2 miliardi dell'anno precedente, a dire il vero. Ma comunque Padoan e Renzi sono esperti in magheggi, chissà come ci ridono dietro, come si dice nelle cancellerie europee, quando questo se ne va in Europa o in giro per gli altri paesi, e non è che può raccontare le favole che racconta al gonzo popolo italiano attraverso gli strumenti dei mezzi di informazione italiani, chissà quanto ci ridono dietro, perché gli altri poi le cose le conoscono. Negli altri paesi, nelle cosiddette cancellerie europee, le cose reali le conoscono. Non è che si fanno abbindolare come si tenta di abbindolare il popolo bue italiano, e quello del nord in particolare, perché poi è quello che caccia la lira, anzi l'euro, pardon. Comunque c'è un'altra notiziola che riguarda sempre la finanza pubblica, chiamiamola notiziola perché qua si apre un altro buco da 2 miliardi, per quanto riguarda i tagli bocciati dalla Corte Costituzionale, che a sua volta però non è tagliata, perché è vero che abbiamo abolito il CNEL, o vogliamo farlo, è un progetto contenuto nel disegno di legge di riforma costituzionale. Abolire il CNEL, giustissimo, perfetto, ineccepibile, però la Corte Costituzionale e i suoi super pagati magistrati, che valgono il doppio ciascuno del Presidente degli Stati Uniti in termini di paga e di retribuzione, la Corte Costituzionale non si tocca, per carità, perché altrimenti poi quelli ti fanno le pulci, magari, casomai, e lavorano 2 giorni ogni 15 alla Corte Costituzionale, più o meno, 2 giorni a settimana, ma non sempre. È un fantastico lavoro. Poi, naturalmente, ci sono sotto i giudici della Corte Costituzionale coloro che le sentenze le scrivono davvero e le fanno e studiano i casi, perché i giudici della Corte Costituzionale è un bellissimo mestiere, è un fantastico, superlativo mestiere che ti fa guadagnare 475.000 euro all'anno se sei presidente, gliene attacchi l'altri, 70.000 e superi ampiamente il $500.000 di euro e nessuno li ha mai toccati, neanche i più truci governi di destra che abbiamo avuto negli anni scorsi, nessuno ha messo un dito nella questione dei giudici della Corte Costituzionale, i cui stipendi sono francamente intollerabili in relazione al loro carico di lavoro, anche perché il lavoro lo fanno quelli che stanno sotto i giudici della Corte Costituzionale. Sono giovani di belle speranze, probabilmente verranno anche in futuro ben ricompensati, ma quelli che lavorano non sono i giudici della Corte Costituzionale. Per guardare come funziona concretamente, con tutto il rispetto, per carità, perché se poi arriva la scure dei giudici, anche qui siamo finiti. Ad ogni modo, altra notizia, dicevamo, per lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione, il traguardo slitta, e questa invece è una notizia che viene dall'interno del governo stesso. Dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo a oggi,
la scadenza per pagare i debiti della pubblica amministrazione è già slittata di 3 mesi. Entro luglio si pagano tutti i debiti. Vi ricordate che il premier Renzi l'aveva scandito, no? La restituzione totale, aveva detto il premier, dei debiti della pubblica amministrazione. Peraltro siamo in un paese talmente comico che nemmeno si sa quant'è il totale dei debiti della pubblica amministrazione, perché qualcuno dice che sono 60, qualcuno 70, qualche altra fonte 80, c'è chi dice 90, chi dice 100 e 120. Siamo partiti da 60 e siamo arrivati a 120 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione nei confronti di fornitori di beni e servizi. In alcuni casi, ripeto, secondo me è meglio che non paghino, perché probabilmente lì se paghi i soldi vanno a finire a qualche malavitoso o mafioso di turno, specie se si tratta di saldare dei debiti nella sanità, per esempio, in certe regioni. Quindi meglio non pagare, perché altrimenti finanzi i malavitosi e la mafia. Ma detto questo, e al netto di questo, nemmeno si sa qual è il totale dei debiti. Però il Presidente del Consiglio, allora, non si sa quant'è il totale dei debiti della pubblica amministrazione, però ci sarà la restituzione totale, come ha detto il Presidente del Consiglio, dei debiti medesimi, di cui però non si conosce il totale. La paghiamo tutta, però non sappiamo quant'è, ha detto in sostanza il Presidente del Consiglio. Paghiamo tutti i debiti, ma non sappiamo nemmeno quanti sono. Tra l'altro continua a slittare la scadenza, perché il Presidente del Consiglio Renzi, il toscanello, insomma, aveva detto prima che insomma entro luglio si paga, entro luglio aveva detto il Premier, nel Consiglio dei Ministri che varò le misure, delineò, anzi varò è una parola grossa, delineò le misure per lo sblocco totale degli arretrati. Entro San Matteo aveva poi corretto se stesso, ovvero il 21 di settembre, e la nuova versione arrivò a 24 ore di distanza dalla precedente versione, prima a luglio. Dopodiché siamo passati a San Matteo, ve lo ricordate, da Bruno Vespa, no? 24 ore dopo, quindi 24 ore prima paghiamo a luglio, totale, paghiamo il totale a luglio, entro luglio. 24 ore dopo, davanti a Bruno Vespa, forse qualcuno in quelle 24 ore gli ha detto: hai detto una bella cazzata, ma di quelle grosse, quindi meglio che aggiorni un attimo il calendario. Infatti a 24 ore di distanza il Premier Renzi dice no, non più a luglio, entro il 21 settembre, che è poi San Matteo, fu la nuova versione davanti a Bruno Vespa, con tanto di sfida, no? Ve lo ricordate? Renzi disse a Bruno Vespa: se per quel giorno noi non abbiamo sbloccato i pagamenti, se per quel giorno noi abbiamo sbloccato i pagamenti, lei va a Monte Senario a piedi da Firenze. Ebbene, nel testo di ingresso al Consiglio dei Ministri si scivola invece ancora un po' più in là. Bruno Vespa è salvo, non gli tocca andare a piedi al santuario di Monte Senario da Firenze. Si è salvato Bruno Vespa, perché il testo di ingresso ieri al Consiglio dei Ministri del DEF ha spostato ancora in là, in avanti, la data del pagamento. Si preannunciano risorse per altri 13 miliardi, ma la casella adesso parla di ottobre 2014. E c'è anche da considerare che il piano presentato un mese fa, con quel meccanismo di anticipazione dei crediti attraverso le banche e la Cassa Depositi e Prestiti, al momento è ancora soltanto un disegno di legge che nel documento di economia e di finanza si precisa che è in corso di presentazione alle Camere. Insomma, qua rischia che non solo per San Matteo, non solo per ottobre, ma neanche forse per il panettone si riesce a mantener fede alla promessa fatta dal Presidente del Consiglio Renzi. C'è da prenderle sul serio, secondo voi, tutte queste robe qua?
orchestra fantastica, concerto per violino e archi, meraviglioso. Mentre, brevissimamente a questo punto, perché non riusciamo mai a ottemperare, che paroluccia, a ottemperare a ciò che ci proponiamo all'inizio della trasmissione. Io non ottempero mai a me stesso, gravissimo problema, che pone anche problemi di identità e di immagine, di autoimmagine. Come fa uno a non ottemperare a se stesso? Del resto la vita è la prassi. Quasi mai ottemperiamo a noi stessi. Quando ci riusciamo non è detto che siamo felici, questo è un altro discorso. Comunque, che gli è preso quello lì stamattina, chi lo sa? Allora, vi segnalo rapidamente dall'Unità, dal quotidiano L'Unità, pagina 5, l'intervista all'ex viceministro dell'economia Fassina, che praticamente si dà dell'incapace da solo e dà dell'incapace a Renzi. Così avremo più debito e meno occupazione e continueremo ad avere il risultato dei governi precedenti, di cui faceva parte pure lui: meno PIL, meno occupazione, più debito pubblico. È una specie di epitafio questa intervista a se stesso e al governo attuale, oltre che al governo precedente di cui lui faceva parte, perché Stefano Fassina ce lo dice papale, ma di questo lo ringraziamo come cittadini, perché quando uno dice una verità c'è solo da dirgli grazie. Stefano Fassina boccia senza appello il documento di economia e finanza presentato ieri dal governo Renzi, cioè dal premier che è il segretario del suo partito, detto per inciso, ma non per fare polemiche di partito, ma per spiegare qual è la situazione, per capire qual è la situazione dell'Italia di oggi. Chiuso l'inciso. Comunque Stefano Fassina boccia senza appello il documento di economia e finanza presentato dal governo Renzi, con questa considerazione che è più interessante della bocciatura in sé. Con questo modo di procedere, dice Fassina, che è quello di Renzi, procedendo insomma come sta procedendo Renzi, noi avremo meno PIL, cioè meno crescita economica, meno occupazione e più debito pubblico, esattamente come abbiamo avuto coi governi precedenti, di cui faceva parte anche lui, perché era il vice ministro, tra l'altro dell'economia, cioè proprio della materia di cui si sta parlando. Epitafio dunque sui governi precedenti e sul governo Renzi, da uno che se ne intende, Fassina, responsabile economico del PD, vice ministro all'economia. Vi segnalo invece come lettura molto proficua e come sempre brillante, perché è nello stile e nelle corde della persona, il pezzo di Alberto Bagnai, professore Alberto Bagnai, che qualcuno ha anche visto in una delle tappe del Basta d'Euro Tour, sul Fatto Quotidiano di oggi. Il Fondo Monetario Internazionale difende l'euro perché gli dà lavoro. Il fondo fu creato nel dopoguerra per riparare agli squilibri del sistema dei cambi fissi. Ora ha trovato da fare nell'eurozona e se lo tiene stretto. Mentre su Italia Oggi c'è un articolo di Alberto Pasolini Zanelli che ci racconta, fuori dal coro dei soliti interpreti della solita interpretazione, il voto in Ungheria, l'Unione Europea contro, il popolo a favore, e così Orban e il suo partito, Fidesz, hanno vinto le elezioni dopo aver risanato l'Ungheria. Anche Orban ha tagliato, ma non ha tagliato i servizi, ha tagliato le tasse e le tariffe del gas e della luce. Che cretino, questo Presidente del Consiglio che ha rivinto le elezioni e che ha detto chi se ne fotte dei diktat europei. Ci salutiamo qui solo per sintesi. Ma poi domani o dopo, quel che è, domani non lo so, non credo, ma prima o poi torneremo su una questione. Perché io ce l'ho col ministro Poletti? Non ce l'ho col ministro Poletti, che nemmeno conosco, non so chi sia, e non mi può importare di meno di individualizzare, ma con la figura di un ministro che è stato il numero 1 delle cooperative rosse, ha fatto tutta una carriera lì e diventa ministro del lavoro. Le cooperative rosse, bianche, azzurre, comunque si sono tutte avvicinate, però quelle rosse hanno una lunghissima tradizione, anche un lunghissimo dominio territoriale. Quelle sono gli strumenti per evitare quei principi, per evitare di applicare quei principi di tutela del lavoro che sarebbero sulla bocca di tutti i sindacalisti, eccetera, eccetera. Per evitarli si usano le cooperative. La Coop Service, questo è un caso che va raccontato all'Università di Bologna, la Coop Service paga 2,80 euro all'ora i propri dipendenti. La giornata lavorativa arriva fino a 11 ore. Una cooperativa rossa che paga in questa maniera i dipendenti che lavorano a Bologna nella biblioteca dell'università. Ci sono state proteste, mutande appese nell'ufficio del rettore, con richiesta di intervento al ministro Poletti, o meglio, caro Poletti, hai qualcosa da dire? Gli hanno detto, visto che è una cooperativa delle tue. La cooperativa Coop Service faceva capo, era all'interno
della Lega delle Cooperative, di cui fino a ieri è stato presidente il ministro del lavoro Poletti, che non a caso il primo provvedimento, quello sì, tra i concreti provvedimenti adottato, è stato quello di precarizzare il mondo del lavoro attraverso i contratti a tempo determinato resi più facili che mai. Ci fermiamo qui, però prima di salutarci, ma rimanendo sempre rigorosamente all'interno della Serenissima Repubblica di Venezia, visto che qualcuno, diciamo, mi ha fatto notare che esistono anche vie in città bellissime, importanti, deturpate e prive dei loro cittadini, intitolate a Baldassarre Galuppi. Di Baldassarre Galuppi, siccome tutti i salmi finiscono in gloria, come abbiamo già detto stamani, ci ascoltiamo il Gloria in Do maggiore, la prima parte perlomeno. Baldassarre Galuppi, Serenissima Repubblica di Venezia, Gloria in Do maggiore. E un buon pomeriggio a tutti.